alla nostra gente. Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno, grazie regia, sono Claudio Lipodio, trasmissione mensile mia, più o meno mensile, dipende da come ci organizziamo noi con i turni e le sostituzioni a volte. Bene che il mese scorso abbiamo avuto un problema in famiglia, quindi un problema, il nostro piccolo guerriero che si sta riprendendo alla grande, con intorno tanta energia, e quella familiare e tanta energia anche che è arrivata da tutti coloro che hanno dato un po' di energia, l'energia della preghiera, l'energia del pensiero buono, e hanno fatto in modo di contribuire a queste cose. Questa cosa importantissima. Ci sono tanti di queste ricariche, chiamiamolo, da fare oggi. Se guardiamo quello che succede nel mondo, non solo grazie al pianeta che ogni tanto dà una scrollata e dice di qua siete troppo pesanti, facciamo anche da soli, ci facciamo del male anche da soli. Una volta Einstein disse che il topo non costruirebbe mai una trappola per topi, e noi siamo molto peggio anche di quello in alcuni casi, non noi personalmente, ma noi come razza umana. Meno male che tra i tanti ci sono poi persone che si uniscono e si riuniscono per bilanciare quello che succede con del bene. Quindi, come dicevo prima, il bene della preghiera in alcuni casi, un'energia quasi non gestibile. Ci si può credere, ci si può non credere, e questo è un credo diverso dal credo religioso. Il potere della mente, il potere dei gesti buoni, il potere del pensiero positivo, il potere dell'energia positiva, quindi anche il potere della preghiera, dell'energia della preghiera, sono cose importanti da fare. Bisognerebbe provarle andando in alcuni luoghi particolari per sentire quell'energia. Andare con la mente aperta e col cuore, col sentimento giusto, per sentirla. A volte si cambia modo di pensare poi, a volte si migliora tanto soltanto stando insieme a persone positive, soltanto stando insieme a persone che ti ricaricano. Ma attenzione, non dobbiamo essere ladri di energia, dobbiamo essere parte di quell'energia, quindi prendere quello anzi non prendere, perché non è che non siamo noi che prendiamo questa energia, in questo caso è l'energia che arriva, perché poi noi ne siamo parte, quindi stando bene noi poi abbiamo modo di riempire questo grande contenitore positivo, questo grande contenitore del bene. Il bene che l'Umanitaria Padana fa in tanti modi, porta avanti in tanti modi, con i volontari, con le donazioni, con i programmi di aiuto. Li chiamo in tanti modi io, perché vedo sono missioni alla fine, sono tutte titolate come missioni. Poi ci sono le missioni dove si va di persona, ci sono le missioni dove si partecipa economicamente, ci sono missioni dove si partecipa con beni materiali, ci sono missioni dove si partecipa con tecnici per andare ad insegnare qualcosa. Quindi è quasi riduttivo dire siamo andati là in missione. Sì, missione cosa? Ci sono missioni che durano, progetti che durano un'azione, quindi si decide di andare là, parlo, non so, dove ci sono catastrofi naturali,
si decide di portare un aiuto nel Forlivese, dove siamo andati più volte, o ad Amatrice, dove siamo andati più volte, abbiamo dato aiuto in tanti modi differenti, dai beni materiali a sostegno economico, a partecipazione diretta. Abbiamo veramente fatto di tutto in questi dove si poteva andare velocemente. Sì, se guardate le telecamere, tutti i cosi noi arriviamo sempre dopo che hanno spento le telecamere, quindi normalmente non ci trovate nei telegiornali come partecipanti a qualcosa. Noi, non è che a noi piace arrivare dopo, ma noi abbiamo capito negli anni che quando si spengono i riflettori non si spengono solo i riflettori, purtroppo. Arriva la notizia nuova e tutto va sulla notizia nuova. Quelli del giorno prima, chi sono, chi erano, ma non si sa, avranno risolto, non si sa. Poi si va là, dopo 10 anni si trovano ancora le transenne, no? Le macerie che non si possono togliere perché sennò è reato, la follia italiana, o persone che non possono far nulla, non possono ricostruire perché non possono loro economicamente, perché nessuno li sta aiutando. E allora cerchiamo, come abbiamo cercato in quei tempi in Emilia, di creare le basi per le comunità. Ricordo con un grande, cioè una bella cosa positiva di quando abbiamo costruito quel centro per ricreare un po' la vita d'oratorio. Sembra una cosa banale, ma in un posto dove c'era stato il terremoto che aveva fatto dei disastri pazzeschi, portare giù dei moduli che sono i moduli che normalmente si usano nei cantieri per fare gli uffici. Io li ho visti molte volte quando andavo nei paesi arabi o quando andavo in giro per il mondo nella cantieristica, nel petrolchimico. Quando si costruiva un impianto gigantesco, c'era la centrale operativa, quindi l'ufficio con tutti gli ingegneri, con tutte le persone che stavano in ufficio, stavano in un ufficio, in un open space gigantesco che era composto da più container modulari imbullonati uno all'altro, quindi container fatti di pannelli, che c'era il laterale, il centrale destro, il centrale sinistro, il blocco dei bagni, c'erano tutte queste cose, e l'interno era fatto in questo modo, grazie a una società che lavora qui a Lecco, nella provincia di Lecco. Insomma, eravamo riusciti ad avere 3 di questi blocchi e abbiamo ricreato uno spazio abbastanza grande, 150, 200 metri quadri, non mi ricordo, che sono diventati per un po' di anni l'oratorio distrutto, quindi il centro dove gli anziani potevano tornare a giocare a carte. Banale, sembra banale. Una persona con cui chiacchieravo poi quando eravamo là mi disse ci state dando la possibilità di ritornare a sentire il profumo della comunità, di ritrovarci ancora, perché quando poi arrivano catastrofi come quelle non ti ritrovi più, non trovi più nessuno, il vicino non sai più dove è andato a finire, l'amico con cui giocavi a carte non sai se c'è, non c'è, o dove è andato, perché magari i parenti l'hanno portato a 200 km da lì, o 1000 km da lì, non si sa, e quindi si distruggono delle comunità che vivevano tranquillamente da decenni magari. Si facevano compagnia, collaboravano, si davano una mano, e quindi tutte queste cose a me me lo disse appunto una di queste persone anziane che c'erano lì, mi disse sì, ci state facendo tornare la voglia di stare insieme, e la voglia di stare insieme poi è scatenante, perché non è solo la partita a carte, è la partita a carte però guardando i bambini che sono fuori da questo container, che stanno giocando a calcetto, o che si fanno il giro in bicicletta, quindi ritorna ad essere un punto dove le persone si sentono accolte, dove si può per qualche ora azzerare la scrollata che il pianeta ci ha dato. E quindi queste azioni sono potentissime, sono emozioni da vivere. Solo chi è stato, e Sara lo diceva tante volte, come anche altri, a Morino, e chi ha partecipato alle missioni, io ne ho fatte soltanto 2 o 3,
ma chi partecipa alle missioni poi sa che quando torna non ha soltanto dedicato quei 3 giorni, ha cambiato una parte della sua vita e ha cambiato una parte della vita di altre persone, quindi è sempre tanto importante quello che si fa, e quindi bene che ci siano associazioni come l'Umanitaria Padana, che veramente fa quello che dice, con la difficoltà di essere o di non essere così grande, ma quello è un vantaggio, è uno svantaggio e un vantaggio. Non abbiamo la possibilità economica magari di tanti colossi che ci sono oggi, ma ne riusciamo a fare molto di più in percentuale. Se guardiamo la percentuale dei danari che usano alcune associazioni, non facciamo nessun nome, non mi interessa, e guardiamo in percentuale le attività svolte, io sono certo che se guardiamo soltanto il numero percentuale e non il valore economico, l'Umanitaria Padana è nelle prime in assoluto come attività e come trasformazione delle risorse in azioni. Quindi tolti tutti i benefit che purtroppo alcuni si prendono per sopravvivere, per far vivere se stessi, e il resto sono missioni, programmi e progetti. Noi invece abbiamo missioni, programmi, progetti, e una piccola parte è data al mantenimento dell'associazione. Ovviamente ci sono affitti, c'è l'ufficio, c'è qualche stipendio ma pochissimo, e tutto il resto siamo volontari innamorati di questo progetto, quindi tanto, va oltre il denaro questo, va veramente oltre. E i volontari che ascoltano dell'Umanitaria Padana e che non vengono in radio, loro sono i primi qua. Un paio di volte sono riuscito a farlo, lo farò ancora, perché è proprio dalla loro voce che si capisce davvero l'entusiasmo. So che ultimamente sono andati ancora a Medjugorje e si stanno portando avanti grazie alle donazioni che sono, diciamo, leggermente tornate, stanno tornando un po' alla routine. Perdonatemi anche se uso delle parole magari non da associazione umanitaria, ma fanno parte cioè, per fare determinate cose noi abbiamo bisogno la routine della donazione, quindi fare in modo che chi ha deciso di darci una mano e ha promesso di farlo mensilmente, che possono essere veramente la goccia nel mare, perché il mare è composto da tante gocce, il mare non è uno, il mare è tante piccole gocce, quindi queste piccole gocce fanno andare avanti grandi progetti. Quindi sapere che il signor Mario Rossi, mi perdoni se ci sta ascoltando, ma io so che se ci sta ascoltando dice: ah sì, hai fatto il mio nome, allora la donazione la faccio, e dando i suoi 5-10 euro al mese, quello che può essere nella sua possibilità. Attenzione, anche la donazione deve essere commisurata, uno non può dire prendo 100 euro di stipendio o quello che è, sto buttando un numero così, questo mese lo do tutto a voi, e sì, e tu come vivi dopo? Quindi dobbiamo poi aiutare anche te. Quindi la prima cosa è fare in modo di avere la propria stabilità e poi decidere una parte di bene di donarlo, può essere anche in tempo. Chiamate in associazione. Se dite io non ho la possibilità di dare un aiuto economico, ma io quel giorno, quelle 4-5 ore alla settimana magari le potrei dedicare, quindi ditemi quando siete in magazzino, quando siete in qualche azione, quando state facendo qualcosa, o se posso fare qualcosa magari partecipo. Quindi questo è un altro modo per darci una mano. Non siamo sicuramente quelli che cercano soldi e basta. Certo, la donazione ci permette io sono molto tecnico, molto pratico, a me piacciono viti e bulloni, quindi quando penso agli aiuti penso sempre a qualche macchinario da mandare da qualche parte. Invece molte volte non bisogna spedire una carpenteria, bisogna spedire i soldi ai carpentieri là, perché quei soldi lì
si moltiplicano poi, mandi magari 100 euro alla carpenteria per fare un mobile per una scuola, quindi lavora alla carpenteria, poi la carpenteria va a fare la spesa, quello che fa la spesa ha bisogno di un tavolo e paga il falegname, quindi quei 100 dollari, 100 euro che girano magari in 10 mani e fanno ancora molto più bene di quello che abbiamo pensato all'inizio. Quei 100 euro diventano 1000 euro perché girano 10 volte. Quindi molti aiuti vanno pensati bene perché possono fare la differenza in una comunità. E se anche in un tempo fa io ricordo che qualcuno criticava il fatto, perché parlavamo tanto delle missioni all'estero, quindi aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Bella frase, è uno dei simboli della nostra associazione, è una delle frasi marcate a fuoco nella nostra associazione. Molti dicevano, alcuni che non capivano all'inizio, dicevano ma come? Cioè, noi qua abbiamo le persone, i nostri vicini di casa che non arrivano a fine mese e voi aiutate le persone che sono al di là del Mediterraneo. Sì, anche. Aiutiamo i nostri, ovviamente, i nostri tra virgolette, tutti siamo razza umana con varie differenze, ma siamo una. Siamo una con tanta forza e tanta debolezza, tante religioni simili, molte volte con gli stessi periodi, con le stesse date, con le stesse, quasi ci fosse una regia, ce ne fosse una più influente di altre, ma non entriamo nel campo religioso che non è il mio mestiere, il mio non è mestiere, sicuramente. Il discorso umanitario invece è importante perché aiutando persone in altri paesi e spiegandogli cosa succede, se credono alle favole che gli raccontano, riusciamo a fare in modo che si creino delle comunità ai loro paesi, che diventino forti nei loro paesi, che non abbiano la voglia di scappare dai loro paesi. Stanno cambiando molte cose in alcune nazioni dell'Africa e noi pensiamo nel nostro piccolo, in alcuni luoghi tante cose sono cambiate perché abbiamo dato il nostro contributo potente nel costruire una scuola in un luogo dove si scannavano e hanno cominciato i leader di quelle tribù, di quei villaggi a mandare i loro figli lì, quindi quella zona è diventata quasi una zona franca, dove non succedeva nulla perché c'erano i bambini. Gli arredi scolastici li abbiamo spediti da qui, collaborò anche la CP in quel tempo con quello. Tante volte si è fatta sinergia tra associazioni per fare questo tipo di attività, come quando abbiamo come associazione noi con la CP trovato un'ambulanza mandata in umanitaria padana che poi tramite aziende che collaborano questa ambulanza è stata revisionata ed era stata mandata a Herat, se non mi sbaglio, perché avevano l'ospedale senza ambulanza e non c'era l'ambulanza, quindi avevamo spedito un'ambulanza là. Qui per le regole europee non poteva più circolare perché aveva superato gli anni, là è diventata l'ambulanza. Questo è anche fare aiuto, ragionare in modo intelligente, usare le risorse in modo intelligente, usare l'influenza che si ha e l'amicizia che si ha con aziende, con tecnici, con persone che possono dare una mano per far star meglio qualcun altro. Quando quella persona sta meglio, non si muove da casa sua. Quanti di voi andrebbero via da dove vivono adesso se tutto va bene? Se il lavoro c'è, se la vita c'è, se gli amici ci sono, se la comunità più o meno, con tutte le difficoltà che ci possono essere, funziona. Ma chi si muove? Tutti vorrebbero crescere dove sono nati, quasi tutti. Io sono un caso a parte, io sono una pallina da tennis, rimbalzo per il mondo e lavoro dove il mondo mi chiama. Questo lo faccio tutta la vita, sono stato tarato così e vado avanti così.
mi piace, sono contento, è faticoso, è complicato vivere con la valigia in macchina sempre, ma si fa. Come c'è chi non cambierebbe il lavoro in ufficio con niente. Io in ufficio ci starei il terzo giorno, comincio a tirare le testate ai muri. Quindi siamo tutti uguali ma tutti diversi nel nostro modo di fare e dobbiamo collaborare un po' di più. E in questo caso io arrivo adesso al punto importantissimo, perché mancano pochi minuti, e il punto importantissimo è il nostro sito. Lo vedete anche dallo smartphone, funziona il sito anche dallo smartphone, dovrebbe autoconfigurarsi anche, una volta non lo facevo ma adesso sì. C'è un pulsantino a destra, non succede nulla se lo schiacciate, è solo evidenziato per farvelo vedere subito. Dona ora, cliccando quel tasto si apre una pagina dove sono elencati i modi per darci una mano. Oggi col bonifico istantaneo lo potete fare subito, anche adesso. Potete fare una donazione istantanea di quello che volete, di quello che potete, e anche dicendo: questa mia donazione di XY euro voglio che sia data per la missione quella lì. Se siete ovviamente un po' ferrati su quello che stiamo facendo, se seguite l'associazione nelle settimane, nelle altre trasmissioni dove viene spiegato quello che stiamo facendo nello specifico, e dite: io voglio dare una mano a quella missione lì, oppure voglio che vengano aiutati i cristiani perseguitati nel mondo, oppure voglio che questi fondi vengano destinati al prossimo aiuto per i terremotati dell'Emilia o per i terremotati di Amatrice o per qualche altra azione che decideremo di fare. Ma dateci una mano. Poi c'è il tempo, sì, c'è anche il tempo. Chiamate in ufficio e dite: sono andato in pensione, ho un'energia che scala le montagne, voglio dare una mano, voglio venire con voi. Allora conoscerete il mondo pratico dell'associazione, quello dove ci sono i nostri volontari e dove c'è la voglia di fare, dove c'è la voglia di organizzare, di riordinare, di ritirare beni, di dare una mano. E lì cambia il modo di pensare in alcune persone, perché quando cominci a lavorare nel bene in modo disinteressato, questo è bello. L'unico obiettivo è far star bene gli altri, poi ti rendi conto che cavolo, hai fatto star bene gli altri, ma stai bene anche te. No? Prima avevi tanti pensieri, tanti problemi, tante cose, ti sei messo a aiutare un'altra persona, o ti sei dedicato, proprio ti sei concentrato su quella cosa che volevi fare in associazione, e ti rendi conto che l'hai fatto per te stesso. È migliorato il tuo modo di pensare, sei più sereno. E allora capisci che il bene che dicevo all'inizio funziona, è contagioso, è come la risata. Quante volte vi capita di sentire uno che ride e poi vi viene da ridere? E più quello ride in modo strano magari, e più viene da ridere anche a voi. Perché? Perché il bene è contagioso, la risata è contagiosa. Quando fate del bene, il bene prima di tutto torna a voi come sensazione. Il sapere di aver fatto qualcosa di bene per un altro, qualcosa di buono per qualcun altro, aver aiutato, aver dato una mano, aver collaborato, essere stati parte di qualcosa di buono, di importante, fa stare meglio. E poi vi accorgete che si guarisce da tante cose, anche con queste azioni. Regia, dovremmo essere arrivati, giusto? Mi sente? Regia. Eccoci, sì, ci sono. Sì, mi dica. Dovremmo essere arrivati al termine, Sì, penso. circa un minuto. Un minuto circa, ok, fantastico. Quindi io do soltanto il bollettino postale, in questo caso la donazione, fateci sapere poi via WhatsApp o via messaggi che avete fatto la donazione, di quanto l'avete fatta e magari se avete un obiettivo diverso, perché le poste ultimamente non ci stanno, almeno nell'altra associazione, in ACP, non ci stanno mandando più bollettini, facciamo fatica a vedere la causale. Quindi fateci sapere
che avete fatto la donazione, nel caso, così possiamo incrociarla con i beni, con quello che ci arriva. Vi do il conto corrente postale, il più corto, l'IBAN, il resto lo trovate in umanitariapadana.net. Nel tastino a destra in alto rosso con scritto dona ora. Trovate 5 modi diversi per contribuire con noi anche adesso. Basta fare copia e incolla dell'IBAN e, come direbbe qualcuno in un grande film che ha fatto diventare questa parola importante per tutti, tac, e l'aiuto è dato. 80 17 03 50, ripeto il bollettino postale, numero 80 17 03 50, causale quello che volete voi, quello che chiedete che venga fatto come aiuto, intestato da Umanitaria Padana Onlus, e saremo ben onorati di portare avanti anche il bene che ci chiedete di portare avanti. Un abbraccio a tutti. Alla prossima. Buona domenica. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.